Ponte Vecchio di Bassano stanno continuando i lavori di restauro del monumento nazionale dei bassanesi. Adesso si attende la posa della pavimentazione. Abbiamo parlato nei nostri telegiornali che la sovrintendenza ha approvato la soluzione presentata dalla sindaca Pavan, ovvero la pavimentazione in pietra. Verrà realizzata, almeno da quanto ci ha riportato anche la prima cittadina, utilizzando i sassi del Brenta. Tutto questo però va a cozzare con cosa? Va a cozzare con la relazione analitica che è stata redatta dal professor Carbonara, che tra l'altro è un luminare in materia, ed è stata allegata al progetto esecutivo, si badi bene, progetto esecutivo dei lavori di restauro del ponte. Lo stesso Carbonara scriveva quanto sia meglio, auspicabile l'utilizzo del legno per la pavimentazione del ponte da un punto di vista di manutenzione stessa della struttura. Se dovesse verificarsi un guasto, una rottura e quant'altro, il legno si può spostare e togliere in maniera molto più rapida, efficace e veloce, e tra l'altro anche per una questione sismica. E non solo, perché il legno, sempre secondo il professor Carbonara, sarebbe il materiale più adatto anche per una questione di peso, per una questione strutturale. Nella relazione allegata al progetto esecutivo del novembre 2015 si legge che il comune si era fatto carico, prevedendo per la nuova pavimentazione in legno una tecnica esecutiva ad hoc. Bene, tutto studiato nei minimi dettagli da esperti in materia, perché accanto al professor Carbonara ha seguito i lavori anche l'ingegnere strutturista Claudio Modena dell'Università di Padova. E adesso che succede? Nella famosa ottica del cambiamento, la sindaca Pavan intende mettere mano al progetto esecutivo, decisione che suscita troppe perplessità. Richiedere una variante al progetto esecutivo non è una passeggiata. E a questo punto noi, i bassanesi, vorrebbero chiarezza, vorrebbero sapere ad esempio, in base alla giurisprudenza e al codice dei contratti pubblici, è lecito presentare una variante di questa entità? Non c'è il rischio che venga falsata la gara? Ancora, potrebbe configurarsi come modifica sostanziale del contratto? E non ultimo, era prevista questa facoltà nei documenti di gara?